Si è avvalso della facoltà di non rispondere il 46enne trevigiano arrestato con l'accusa di aver abusato della figlia fin da quando la piccola aveva 2 anni e mezzo, riprendendo poi gli atti della violenza e vendendo i video sui canali della pedopornografia internazionale. L'uomo, assistito dal suo legale, l'avvocato Sara Merlo, questa mattina in carcere si è presentato di fronte al GIP per l'interrogatorio di garanzia. La vicenda inizia ben lontano dal comune della Castellana, dove il 46enne vive, per esattezza in Australia, durante le indagini della polizia su una rete di pedofili. Tra i video passati al setaccio, quello nel quale sarebbe comparso il volto di un uomo che parlava in italiano. In altre immagini la targa, anche questa italiana, di un'automobile. A quel punto sono state interpellate la polizia postale e la squadra mobile di Venezia, che sono risalite al 46enne insospettabile artigiano. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, gli abusi sarebbero andati avanti tra le mura domestiche da quando la figlia aveva 2 anni e mezzo fino ai 4. La piccola si trova ora in una struttura protetta ed è su di lei che adesso ci si concentra per curare le ferite lasciate dall'incubo vissuto. Sono degli eventi di vita che segnano profondamente le persone, soprattutto entro i primi 3 anni, che noi sappiamo ormai da numerosissime ricerche essere gli anni fondamentali, in cui si struttura proprio alla base la nostra personalità, gli aspetti relazionali e non di meno di fiducia nei confronti del mondo. Una cicatrice che rimane, impossibile da cancellare, spiega il neuropsicologo, che aggiunge come sia fondamentale iniziare al più presto per la piccola un percorso di recupero. Per far sì che clinicamente migliorino tutti i sintomi che si verranno a creare nel corso della vita, e sono molteplici su molte aree, ma anche dal punto di vista proprio di evitare quell'effetto che a noi clinici è noto, per cui da vittima potenzialmente quasi una metà diventano artefici poi. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Seguiremo questa notizia, scrive su Facebook, e aggiunge: le pene vanno aumentate.